Bene, ci troviamo con Pietrangelo Pettenò, Federazione della Sinistra. Si è appena conclusa una manifestazione contro le centrali a biomassa, il proliferare delle centrali a biomassa, ma io volevo andare su un tema di quest'estate e noi ci siamo inventati, noi italiani, il carbone pulito. Allora, visto che hanno cambiato addirittura la legge per riconvertire Porto Tolle, che speranza abbiamo che qua cambi qualcosa, visto che lei è in regione come consigliere e ha fatto una crociata su questo? Ma sì, perché il tema è lo stesso, cioè non conta la salute, non conta l'ambiente, che vuol dire salute della gente, un ambiente appunto pulito, un ambiente sano e salute della gente, contano i profitti. E come nel caso di Porto Tolle, con la riconversione a carbone di quella centrale che appunto invece doveva andare a metano, doveva andare almeno a un inquinante più basso, invece no, si è scelto il carbone. Anche qui con la questione delle centrali siamo allo stesso tema, cioè quello che vincono i profitti di pochi, in quel caso di Enel, quindi un ente addirittura statale, insomma, seppur multinazionale appunto, che ha fatto pagare sulla pelle della gente questa cosa, cioè quindi anziché far andare la centrale a metano la fa andare a carbone più che pulito, a carbone sporchissimo, perché il carbone pulito ovviamente non esiste, è un carbone appunto che come tutti conosciamo è veramente inquinatissimo, che dannerà appunto quella popolazione, un Enel che addirittura è stata condannata per avere causato morti fra i lavoratori e i cittadini. Qui in queste zone vige la stessa regola, cioè si trovano gli accordi con i proprietari, la regione Veneto fa finta di niente, molte amministrazioni comunali purtroppo sono conniventi in questa situazione, non sanno dire di no e accettano la logica della, diciamo così, da un lato delle compensazioni, cioè ti faccio fare quella guadagni miliardari, tu mi dai qualcosa in cambio per l'amministrazione comunale o per la regione. Così è purtroppo. Cosa si può fare per cambiare questa cosa? Credo che bisogna in qualche maniera dire basta, bisogna indignarsi veramente, i cittadini devono organizzarsi, devono costringere la politica a prendersi delle responsabilità, la politica è responsabilità e la prima responsabilità è quella di tutela della salute della popolazione. Un amministratore, un politico che non ha questo come principio è un cattivo politico e va assolutamente fermato, quindi non ci sono colori politici, si può aver votato quel sindaco, ma se quel sindaco non tutela la mia salute, la mia dignità, la mia tutela, la mia vita quotidiana, la mia famiglia, il futuro dei giovani, io credo che vada detto stop. Bisogna essere chiari, fermi e ferrei in questa direzione. Sì, qui questa sera è stato bacchettato un po' il cittadino in senso lato. Io sono anche d'accordo su questo in parte, in quanto il cittadino si muove là solo dove è toccato, sul personale e sul vivo, però che speranza ha il cittadino anche se si muove, se poi in regione si cambiano addirittura, ripeto, le leggi ad hoc per una situazione che è veramente eclatante quello che è successo. Lei ha fatto una resistenza strenua, cioè, quasi volta al sacrificio, però poi alla fine il risultato è stato quello che sappiamo. E l'ho fatta perché in Regione Veneto io continuo a difendere il fatto che esiste un regolamento dell'aula consigliare fatto negli anni 70 che consente anche a un solo consigliere che ha però la voglia di combattere di tenere la discussione per tanti giorni. Non la vogliono cambiare ovviamente, gli dà fastidio anche questo, quindi adesso diranno la funzionalità di quell'aula è impedita da Pettenò o da chi come Pettenò vuole combattere, quindi bisogna mettere il silenziatore. Però voglio dire, è evidente, io credo che il problema sia stato, a ragione, secondo me è stato mal posto e non si può dire, non si può sostenere, io non sono d'accordo, sono nella tesi che si dica appunto, ma siccome è il cittadino che non si interessa, il primo è il cittadino che non si interessa della qualità della vita, o non adotta stili di vita consoni a un mondo diverso, è colpa sua, no, è sbagliato, è assolutamente sbagliato. Il cittadino legittimamente si interessa del problema che gli tocca. È naturale che sia così
è il compito della politica, cioè quindi della comunità che si organizza in forme appunto le istituzioni, i partiti, la società, le comunità, tutto quello che c'è, cioè, che deve saper mettere il collettivo di queste idee. Allora non si può ribaltare, diciamo, all'individuo la problematica, ci si deve assumere. Allora io direi questo, che il politico, l'amministratore, un sindaco, un consigliere regionale, un consigliere provinciale, comunale, eccetera, cioè chi è stato investito di responsabilità, cioè ha un ruolo, cioè dato dai cittadini, no? Come quello deve saper organizzare i cittadini, essere dalla loro parte, ascoltarli, trasmettere informazione e dire che appunto dargli tutta la possibilità di decidere e far crescere non è che il cittadino si sveglia domani mattina e dice adesso mi interesso della politica e voglio decidere il futuro delle centrali, no, che può essere questo, è che tu che sei sindaco, assessore, consigliere, devi trasmettere le informazioni e devi anche dirgli guarda che puoi cambiare. Guarda che io ti ascolto e sono d'accordo con te. Se invece, come è avvenuto in questi decenni, gli si dice a questi cittadini sì, hai ragione, però sai c'è anche il progresso da mantenere, sì, hai ragione, però ci sono i posti di lavoro da difendere e l'ambiente viene dopo, la salute viene dopo, sì, hai ragione, però sai bisogna anche saper dialogare con le imprese che vogliono portare dei posti di lavoro qui. Mi sembra di capire che non è completamente d'accordo con l'intervento del sindaco Marco Gerumin, che forse è stato accusato di aver fatto un po' di demagogia, però lasciando perdere un attimo questo, perché magari andiamo sul polemico. No, non è nessuna polemica, io dico che non è che sulle singole persone, il sindaco ha fatto un ragionamento che anche ci stava per la sua parte, uno che dice ma è la modalità, cioè vuol dire probabilmente c'è anche mi metto dentro una classe politica che nelle istituzioni e nella politica che forse ha smarrito il ruolo vero di questo ruolo. Il ruolo di chi fa un sindaco, che fa il sindaco o il consigliere regionale o comunale, non è quello di dire io adesso promuovo un'assemblea e voglio vedere su una mia cosa che devo decidere, siccome non venite avete torto voi. Non è questo, abbiamo smarrito il ruolo è quello di far crescere diciamo così, la cittadinanza, la consapevolezza e domandarsi casomai se l'assemblea è vuota promossa da un partito o da un sindaco, il perché è vuota, evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato e quindi insomma non è la polemica col sindaco, che penso insomma abbia anche detto delle cose assolutamente condivisibili, è che bisogna, soprattutto se il sindaco è sensibile e ha dimostrato di dire delle cose anche ovviamente di buon senso, che deve lavorare, aiutato da tutti, deve lavorare perché la cittadinanza sia con lui nel trasformare, nel condividere, ma sta in partenza la condivisione delle scelte. Non io faccio una scelta poi ti chiedo cosa ne pensi, no, va condivisa, è il processo democratico che va profondamente cambiato. Si parte insieme nel processo, non alla fine. Un'ultima battuta, lo statuto del Veneto vedrà luce finalmente in tutti i suoi meandri? Ma penso di sì, cioè, si parla già che entro dicembre, prima di Natale, è programmata una seduta, diciamo, addirittura a Palazzo Ducale, quasi appunto a magnificare questo momento che nessuno si credeva ci si potesse arrivare, in cui il Veneto si dà uno statuto. È stata una grande battaglia anche lì, perché anche lì, anziché discutere dei valori, dei principi, qualcuno, in questo caso il Presidente Zaia, ha voluto caricare la discussione dello statuto solo sul numero dei consiglieri, come a dire qui bisogna ridurre perché insomma i costi della politica sono i consiglieri. E io ho detto sì, è vero questo, però i 60 consiglieri sono il minimo che il Veneto può avere, non si toccano, ma magari li facciamo prendere a metà stipendio, cioè non fa sempre 30 la somma a metà stipendio per i consiglieri. Allora concludo con una piccola cattiveria, perché Zaia durante la sua campagna elettorale proprio a Portogruaro aveva detto o si fa lo statuto nei primi 100 giorni o tutti a casa. Anzi, credo sia ancora là. L'Aula voleva nei primi 100 giorni. Giusto così per ricordarlo alla gente. Ringraziamo Pietrangelo Pettenò e alla prossima. Grazie a voi, grazie.